quali le novità di questa edizione di San Calogero 2024? Questa edizione di San Calogero 2024 ha tante novità, ecco, tra le più importanti, soprattutto per il sentimento degli agrigentini verso San Calogero, la possibilità di salire sul Fercolo per baciare San Calogero, però soltanto in alcune fermate. Ecco, chiediamo a tutta la popolazione di essere attenta anche a queste norme che ci vengono date, ecco, dalla questura, dalle autorità, in modo tale, ecco, da poter svolgere serenamente questa festa e da poter onorare il santo così come è giusto. Per quanto riguarda l'uscita del santo dal santuario, come si devono comportare? Allora, i fedeli potranno stare tranquillamente, ecco, sulle scalinate in modo tale che il santo possa uscire agevolmente dal santuario. Non si potrà, ecco, sul sagrato salire sul Fercolo, ci sarà soltanto la benedizione. Poi, ecco, per poter salire la scalinata deve essere totalmente sgombera, perché, ecco, ci dicevano le autorità, essendo una scala, ecco, che non ha vie d'uscita, qualora, ecco, il santo dovesse, ecco, spostarsi a destra o a sinistra, si rischierebbe di schiacciare qualcuno al muro. Quindi chiediamo la collaborazione a tutti i cittadini, ecco, di poter liberare la scala per poter salire, ecco, verso via Roma. Per quanto riguarda il pane, invece? Per quanto riguarda il pane, ecco, le norme sono sempre, ecco, le solite. Chiediamo ai cittadini soprattutto di non sprecare il pane, pensando a dei buoni pane che possono essere fatti nei vari panifici di Agrigento, da donare ai poveri, da portare il pane alla Locanda di Maria oppure alla Mensa della Solidarietà, in modo tale, ecco, che il pane sia un bene che possa aiutare gli altri e che non vada sprecato. Si parte con O Venere a Villa, 19ª edizione. Sì, inizierà giusto questa sera, inaugureremo la festa come da tradizione, perché già alla fine dell'Ottocento c'era questa tradizione, una volta nella Villa Garibaldi, adesso, ecco, è rimasto solo il nome, Lo Vennere alla Villa, però, ecco, inaugureremo così la festa con un momento, ecco, di convivialità, di cordialità e anche di spettacolo. Avete anche sottolineato la collaborazione dei vari enti pubblici nei vostri confronti quest'anno, forse più degli altri anni? Ogni anno c'è una sinergia, ecco, con gli enti pubblici, perché, ecco, non soltanto sostengono alcune spese della festa, ma anche, ecco, ci aiutano nell'organizzazione, nel presentare le varie richieste, le varie cose che sono bisogno, soprattutto i piani di sicurezza e quant'altro. Ci sono anche dei momenti di allegria con degli spettacoli, si parla di Nino Frassica e di un altro musicista. Sì, questi sono inseriti nel programma di San Calogero, non dipendono dal santuario, però, ecco, servono anche questi momenti per riuscire a vivere bene la festa. Allora, le novità sono, a parte Venera Villa che sarà arricchito grazie all'amministrazione, lo ribadisco sempre, comunale, che ci ha mandato un artista di lustro, quindi molto famoso, che è Marco Manera. Quindi ringrazio il sindaco e l'assessore Giulla che si è impegnato tantissimo. Poi la passeggiata con i bambini, ripeto in conferenza stampa, che è stata fortemente voluta dall'associazione, perché i bambini sono la gioia della nostra vita, che partirà da Piazza Municipio, arriverà fino al Sagrato con un omaggio floreale a San Calogero e poi i preti benediranno questi bambini. Poi ci sarà l'Andinna a San Leone, che è organizzata dai Tamura di Girgenti, e l'altro evento, Salvatore, aiutami. San Calogero a Braccia alla Valle, giorno 9 alla Valle dei Templi. Volevo aggiungere la 19ª edizione di O Venere a Villa, che si svolgerà questa sera, apre ufficialmente i festeggiamenti in onore di San Calogero. Poi del resto le processioni sono imminenti, abbiamo l'ultima riunione questa sera in questura per definire il tutto, ma già Don Giuseppe ha spiegato le vie, le guide che ci saranno. Ci saranno pure praticamente un concorso per il fotografo San Calogero, che credo sia una cosa che si ripete negli anni, che nel prossimo anno con la confraternita, con il rettore, così inseriremo nel programma. E chi ha delle foto che deve fare effettivamente? Delle foto, praticamente ogni anno viene fotografato, diciamo, gli attimi di questa manifestazione di San Calogero, e quindi poi ci sarà una raccolta e ci sarà una giuria che valuterà praticamente il primo concorso e chi potrebbe, diciamo, essere il vincitore della manifestazione attraverso, diciamo, una giuria. Volevo ricordare che noi sabato, quindi domani, abbiamo la giornata dedicata ai defunti
confrati e portatori. Lunedì alle 20:30 ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica, dove ci saranno esposti dei quadri, delle foto, ed è bello quando vengono le persone a visitarla che vedendo le foto dicono guarda mio padre, mio nonno, mio zio, ed è una cosa meravigliosa. Poi abbiamo altri appuntamenti che man mano nel programma sono stati evidenziati e io colgo l'occasione di ringraziare intanto la confraternita perché è stata chiamata a dei servizi, a degli incarichi. Saranno giorni pesanti, ma con la grazia del Signore, rivolto verso il nome di San Calogero, riusciremo. E poi anche un plauso va all'Associazione dei Portatori, perché senza di loro, io l'ho sempre detto e lo ripeterò sempre, la festa non si può svolgere. Quindi grazie a tutti e buon San Calogero a tutti.